Presentati in prefettura le iniziative dedicate alla settimana della protezione civile, evento anche a Santa Margherita del Belice, colpita dal maltempo qualche giorno fa. Si sono concluse le operazioni di scavo presso il Parco della Valle. Grazie ai reperti nuovi ritrovati, il Tempio di Giunone potrebbe essere attribuito alla dea Atena. Riscontri positivi alla visita del presidente della Confindustria Maurizio Bonomi presso la Joe Plus di Calzetermini. Bonomi afferma vicini alle istanze degli imprenditori. Intanto la CNA di Agrigento ha avviato la formazione dei suoi dipendenti. Zappia nel suo report settimanale afferma che i contagi sono in aumento al 25%, 8 nuovi ricoveri presso l'unità ospedaliera Covid di Ribera. Atto di intimidazione al sindaco di Aragona, tagliati diversi alberi di ulivo. Oggi pomeriggio la presentazione della nuova squadra di pallavolo femminile sponsorizzata dall'imprenditore agrigentino Sergio Vella della SEAP. E benvenuti con le informazioni di TV Notizie. Oggi apriamo il nostro telegiornale con la conferenza stampa che si è tenuta presso la prefettura di Agrigento dal prefetto Maria Rita Cocciufa, nel corso del quale sono stati presentati gli eventi che si terranno in provincia in vista della settimana della protezione civile che si svolgerà dal 10 al 16 ottobre prossimi. Tra i luoghi scelti c'è anche il comune di Santa Margherita del Belice, colpito recentemente dal maltempo, mentre domenica esposizione dei mezzi in piazza Cavour con attività pratiche. Prefetto, settimana dedicata alla protezione civile con tanti partner, ecco quanto è importante anche parlare della protezione civile. Lei ha ringraziato anche la stampa per l'azione che facciamo. E vi ringrazio veramente perché in questo ambito avete veramente un ruolo importantissimo. Perché la settimana nazionale della protezione civile? E perché questa settimana provinciale? Perché c'è bisogno di tanta informazione, quindi vogliamo coinvolgere i ragazzi delle scuole, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, che saranno interessati da questi incontri con chi fa protezione civile per mestiere, quindi parliamo di vigili del fuoco, protezione civile regionale e provinciale, e poi avremo questo evento a Santa Margherita venerdì che era già stato programmato, forse è stato come dire, un progetto profetico, perché purtroppo su Santa Margherita si è sperimentata una sorta di esercitazione che ha funzionato. Ringraziamo, non ci sono state vittime, non ci sono state persone che si sono fatte male, però ci sono stati tanti danni e soprattutto ci sono stati anche dei momenti di grandissima difficoltà che solo l'intervento tempestivo dei soccorsi è riuscito ad evitare problemi ancora più seri. Torno al discorso dei comportamenti delle persone. Allora è fondamentale dare dei messaggi precisi soprattutto in casi di eventi sia alluvionali che di incendi, ma anche in caso di rischio sismico. Non dimentichiamo che la nostra è una realtà fortemente interessata da un rischio sismico elevato. Quindi c'è tanto da fare. Questo è un piccolo passo che io però sono molto felice di fare ovviamente insieme ai comuni, quei comuni che stanno mostrando una sensibilità particolare, ma anche e soprattutto con i vigili del fuoco, la protezione civile regionale e provinciale e in questo caso anche l'ufficio scolastico provinciale, che ringrazio tutti veramente perché questi eventi nessuno li organizza da soli, sono momenti di grandissima condivisione, la stessa condivisione e sinergia che dobbiamo sperimentare, che abbiamo già sperimentato quando purtroppo poi gli eventi si verificano. Comandante, i vigili del fuoco in primo piano nel momento della protezione civile, ma non solo, voi siete sempre presenti quando la gente vi chiama per tutte le opportunità. Sì, noi siamo, come dice la legge, la forza principale, lo scheletro della protezione civile si gira intorno
e per questo non potevamo che essere anche protagonisti nella settimana della protezione civile. Abbiamo individuato, con l'aiuto del sindaco che ci ha fatto un po' da spinta, abbiamo individuato la sede di Santa Margherita per fare questo evento di divulgazione. Lì abbiamo una sede nuova, molto efficace, che rappresenta il punto di raccolta di tutti gli interventi di soccorso e di aiuto alla popolazione per l'area del Belice, e abbiamo voluto fare un'attività di divulgazione su questi temi ai ragazzi di Santa Margherita Belice e dei dintorni. È importante in questa giornata far passare le comunicazioni, i concetti riguardanti i buoni comportamenti da tenere quando ci sono eventi gravi. Noi abbiamo individuato 2 rischi particolari per la provincia di Agrigento, che sono d'estate il rischio incendi boschivi e in autunno il rischio meteorologico e di frane e di allagamenti. Per queste 2 situazioni daremo ai ragazzi, proprio per far crescere dalla gioventù in poi, in modo che loro siano innanzitutto a conoscenza di questi comportamenti, poi possono essere anche testimoni per i più grandi che magari sono più distratti. Daremo a loro queste informazioni su come comportarsi in maniera corretta. Abbiamo visto che purtroppo certe informazioni non sono note come sembrerebbe. Nelle Marche di recente abbiamo visto che qualche comportamento sbagliato ha favorito il crescere del numero delle vittime al di là dell'evento disastroso in cui è stata colpita la città. Speriamo che queste cose non si debbano ripetere nel nostro territorio. Il ruolo della protezione civile ad Agrigento, ma anche regionalmente, nell'iniziativa di oggi. Noi in questa iniziativa partecipiamo, e ringrazio il prefetto per questa iniziativa che coinvolge tutte le componenti, Vigili del Fuoco, Provincia regionale, noi. Il nostro ruolo è supportare questa iniziativa, mettere in campo e far vedere alla cittadinanza quali sono i nostri strumenti, volontariato, strumenti tecnici e strumenti economici. Il nostro compito è guidare le amministrazioni affinché le norme di protezione civile vengano attuate, venga messa in campo ogni iniziativa per la prevenzione del territorio, che venga messa in atto ogni iniziativa per la buona e completa lettura degli avvisi che emaniamo, affinché i cittadini possano essere informati bene e non informati magari da fake news che possano indurre situazioni o comportamenti anomali, affinché appunto il rischio si riduca. Il nostro compito è ridurre il rischio nel territorio e questo dobbiamo riuscirci. E si sono concluse le operazioni di scavo alla Valle dei Templi di Agrigento, nel sito antistante il Tempio di Giunone, fatti in collaborazione con gli studenti dell'Università Normale di Pisa. Tra le novità in assoluto il ritrovamento di resti della dea Atena, che consentirebbe di formulare l'ipotesi di imputare il Tempio di Giunone alla stessa dea Atena. I dettagli nel corso di una conferenza stampa cui siamo stati presenti. Direttore, una conferenza stampa oggi per illustrare gli scavi che avete fatto e le novità che avete trovato in un grandissimo parco archeologico come quello della Valle. Sì, si conclude il terzo ciclo di scavi che stiamo conducendo con le nostre archeologhe, poi a cominciare da dottoressa Parello e l'Università di Pisa con il professore Adornato, quindi abbiamo indagato sul Tempio di Giunone, questo già da un paio di anni. Si concludono gli scavi, sono scavi che abbiamo condotto secondo 2 filoni, che sono quelli dell'approfondimento scientifico e della divulgazione, perché abbiamo fatto cantiere aperto, abbiamo fatto educational con dottorandi e con le guide turistiche abbiamo dato loro una possibilità di un ulteriore approfondimento. Che cosa abbiamo trovato di nuovo in questo approfondimento? Bene, abbiamo ormai con dei rilievi fatti abbiamo capito che della preesistenza di un tempio prima del Tempio di Giunone, e successivamente proprio la settimana scorsa in uno scavo nella parte sud orientale abbiamo ritrovato una statuetta fittile di Atena. Questo sembrerebbe presagire a un'attribuzione diversa
da quella a cui siamo abituati e che è qui da 500 anni e che attribuisce il tempio alla divinità di Giunone, quando invece potrebbe essere attribuito a un'altra divinità, nella fattispecie Atena. Sono notizie importanti, notizie che stiamo con l'università approfondendo e che approfondiremo, ma che portano a scenari a cui non eravamo preparati, ma che attraverso il lavoro incessante che abbiamo fatto sul Tempio potrebbero portare a questa nuova descrizione e attribuzione. Per saperlo, allora, quale novità ci può dare a consuntivo di queste attività di scavo che sono state fatte? Le novità le presenterà adesso il dottore Adornato. Io posso semplicemente dire che siamo molto contenti di aver creduto in un aspetto della politica culturale del parco, che è quello della condivisione della ricerca. È un progetto a cui lavoriamo ormai da oltre un decennio e che ha dato veramente frutti molto interessanti, facendo crescere moltissimo la ricerca a Cragantina. Noi archeologhe del parco lavoriamo in sinergia con tantissime missioni, condividendo i risultati della ricerca, partendo dall'idea che soltanto attraverso la condivisione la ricerca può volare come sta volando davvero in questi anni. Sul teatro abbiamo qualche novità? Le novità sono quelle che già ha esposto la direzione, ovvero aspettiamo che si concluda l'iter di un finanziamento che ormai, di cui ormai si parla da un pezzo. Un'attività intensa, produttiva, ma anche con tantissime novità. Questa è la terza campagna di scavo avviata alcuni anni fa in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con il direttore Sciarratta e con la dottoressa Parello, che ha preso in esame uno dei più celebri monumenti della Valle di Agrigento, vale a dire il Tempio D, noto in tutte le fonti come Tempio di Giunone, grazie a questa ipotesi formulata nel 1558 da Tommaso Fazzello. Da allora ai giorni nostri questa denominazione, l'intitolatura del Tempio, è invalsa nella manualistica ed è utilizzata ancora anche al parcheggio, alla biglietteria proprio di ingresso alla valle. Grazie ai nostri scavi che si svolgono per circa 4 settimane all'anno, siamo riusciti ad individuare proprio sulla collina, sul punto più alto della città, una fase di frequentazione dell'area proprio al momento dell'arrivo dei coloni, intorno al 580 a.C., un'area che viene poi strutturata intorno al 540-530 a.C. grazie alla costruzione di un tempietto di dimensioni modeste come gli altri tempietti, come quello di Vulcano, il Tempio G, oppure i tempietti del santuario delle divinità Ctonie o Porta Quinta. Un altro tempietto va ad aggiungersi a questi templi già noti proprio sotto il Tempio di Giunone. Questa fase, che è testimoniata sia dalle terracotte architettoniche sia dalla copertura del tetto di questo edificio, ci ha restituito molta ceramica, resti combusti, statuette fittili di una divinità più o meno generica, con Polos, una divinità femminile che però non era stato possibile identificare meglio. Grazie alla campagna invece di questo anno siamo riusciti, con un rinvenimento del tutto eccezionale, a ipotizzare un'alternativa, un'ipotesi diversa da quella formulata di Fazzello, immaginando non un Eraion, non un santuario dedicato ad Era, ma un Athenaion, quindi un santuario dedicato proprio alla dea Atena. Dallo scavo proviene sia una testa da cui è riconoscibile l'elmo e un braccio che doveva portare probabilmente una lancia in pugno, e questo identificherebbe l'Atena come guerriera, come Promachos. Positivi i riscontri avuti ieri in occasione della visita del presidente nazionale di Confindustria nella nostra provincia
presso lo stabilimento industriale della Geoplast di Casteltermini. Il presidente Bonomi ha voluto così dare un chiaro segnale alla classe imprenditoriale dentro le aziende, condividendo percorsi, iniziative e istanze in un momento particolarmente critico dopo la pandemia del Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Noi eravamo presenti all'evento. Ampia e partecipata è stata ieri la visita del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi presso la sede della Geoplast a Casteltermini, alla presenza delle massime autorità e tanti esponenti del mondo dell'imprenditoria agrigentina e siciliana, oltre ai vertici di Sicindustria, rappresentata da Antonio Siracusa, imprenditore agrigentino. Un interessante confronto tra alcune realtà imprenditoriali locali ha dato il via alla manifestazione. Sono stati quasi i protagonisti di Impresa Agrigentina che hanno raccontato la loro storia di imprenditori. Paolo Licata dell'azienda Campodoro, Sergio Messina, il padrone di casa, titolare della Geoplast che da oltre 40 anni è presente nel nostro territorio, Salvatore Mancuso, rappresentante della nota casa di produzione di gelati, quindi Alessandra Di Salvo, in rappresentanza dell'azienda Scaligera Intracarni con sede alla zona industriale di Agrigento e che nel giro di un paio d'anni ha conquistato grosse fette di mercato nel settore della lavorazione delle carni e dei salumi in particolare. Bonomo si è soffermato sul fatto che da alcuni anni i presidenti di Confindustria non sono stati presenti nel nostro territorio. Le precedenti visite risalgono al presidente De Sergio Pininfarina e nel 1991 a quella di Vittorio Merloni nell'83. Chiaro il significato della visita: ascoltare la classe imprenditoriale dentro le aziende per condividere percorsi e istanze in un periodo critico che segue la pandemia da Covid, gli eventi bellici, la crisi energetica e la crisi climatica. Precisa le istanze emerse per il rilancio del Mezzogiorno, proroga del credito d'imposta 4.0 con le attuali percentuali agevolative, proroga del credito d'imposta del Mezzogiorno con gli attuali regimi di aiuto, salvaguardia della clausola nell'assegnazione al Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del PNRR, mantenimento della decontribuzione sugli oneri sociali al Sud e in discussione alla Commissione europea. Il nostro compito è un altro, il nostro compito è di valutare, proporre nel merito dei provvedimenti. Se saranno fatti bene diremo che sono fatti bene, se non ci piaceranno li criticheremo, come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo. Perché quello che noi abbiamo a cuore è la tutela dell'interesse delle imprese italiane, perché lì dentro c'è la crescita complessiva del Paese, c'è un'idea di inclusione, di coesione sociale. Noi non lo facciamo per un discorso corporativo, lo facciamo perché siamo convinti del valore dell'impresa italiana che per il proprio paese, un paese che ha visto peggiorare le condizioni sociali. L'anno scorso 1 milione di più di italiani sono entrati nella fascia di povertà. Anche qui farò qualche riflessione, Antonio, sul reddito di cittadinanza. Noi abbiamo assistito alla nascita del governo Draghi, nato grazie a una scelta saggia del Presidente della Repubblica, a cui va sempre il nostro ringraziamento, perché è stato motivo di soddisfazione per chi come noi lamentava poca visione del governo precedente. L'autorevolezza e il prestigio che ha portato il Presidente Draghi in ambito internazionale, in Europa, nella NATO, nel rapporto diretto con i nostri partner occidentali, con gli Stati Uniti, ha rappresentato un grande vantaggio per l'Italia. Il Presidente Draghi è stato essenziale per tenere la barra dritta sulle scelte necessarie dopo il conflitto russo-ucraino, così come nella definizione delle sanzioni, anche se qualche riflessione sull'Europa ce ne dobbiamo fare. Quindi noi, dopo il responso delle elezioni del 25 settembre, non possiamo che augurarci alcune cose. La prima, la composizione del governo in tempi più rapidi possibili. Un governo composto da persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua composizione. Un governo che confermi la posizione dell'Italia in Europa, che sia attento alle regole di bilancio, allo Stato di diritto, alla scelta atlantica,
così come la condivisione delle misure sulla sanzione rispetto al conflitto russo-ucraino. Ed è una conferma che chiediamo, non perché la nostra adesione è dovuta a superiori interessi altrui, ma perché risponde in maniera assoluta a quelli che sono gli interessi del Paese. Per questo lo chiediamo. Un Paese che purtroppo è iperindebitato, produttività stagnante, bassissima partecipazione al mercato del lavoro, enormi deficit nella formazione delle persone da parte del sistema di formativo pubblico, con enormi squilibri di capacità e reddito, e che non è in grado da solo di rispondere alle sfide attuali, tra cui la sicurezza, che non è un punto secondario in questo momento, visto quello che sta succedendo nel mondo, e sul quale l'Italia dovrà fare degli investimenti, ma da solo non sarà in grado di rispondere a questi temi. E per un paese trasformatore come il nostro, lo sapete benissimo, noi non abbiamo risorse delle materie prime, non abbiamo energia, e quindi da soli rischiamo di mettere in ginocchio il nostro paese se sbagliamo le scelte. E mettere in ginocchio il paese vuol dire mettere in ginocchio le nostre imprese. Una giornata importante, come Presidente della Confindustria di Palermo, ecco, cosa dire di questa presenza, di questo giro del Presidente Bonomi? Sì, oggi la presenza è la testimonianza che Confindustria è vicina alle imprese, è vicina alle eccellenze. Oggi siamo in un'eccellenza non solo siciliana ma posso dire europea, alla Geoplast, pertanto va il nostro ringraziamento a questi imprenditori che in realtà sono degli eroi. Le emergenze sono tante, in Sicilia stiamo soffrendo sulle infrastrutture in particolare. Assolutamente sì, oggi per arrivare qui infatti abbiamo dato una dimostrazione che vanno risolti immediatamente questi nodi infrastrutturali e penso che col Presidente Bonomi si possa iniziare anche a chiedere al Governo nazionale di mettere mano e mettere subito a terra i primi cantieri. Parliamo di questa visita, Presidente, qui del Presidente Bonomi in Sicilia, in più particolare ad Agrigento, intervento abbastanza forte il suo, con denunce di tante criticità che purtroppo ci assillano da anni. Sì, oggi comunque è stata una giornata positiva dove imprese e imprenditori si sono potuti confrontare e soprattutto un confronto guardando sempre al futuro. Ringraziamo il Presidente Bonomi che ha posto la sua attenzione su questa provincia, dove comunque vi sono molte eccellenze e molte imprese che competono sui mercati internazionali. Lei ha avuto parole forti anche verso il reddito di cittadinanza? Noi siamo convinti che occorre aiutare e assistere chi ha bisogno, però il sistema così per come è concepito non funziona, quindi va riformato, va rivisto per renderlo più efficace ed efficiente. Le imprese utilizzano poco le persone, diciamo, dagli uffici del lavoro, vanno direttamente a una contattazione. Le imprese hanno metodi di selezione moderni, centri per l'impiego non rappresentano un metodo di selezione del personale, non lo rappresenteranno mai. Qual è il quadro che lei dà dell'industria siciliana al momento come Presidente di Visindustria? Viviamo un momento difficile dove costi energetici e costi delle materie prime ci stanno mettendo in difficoltà. Siamo qui per lavorare, continuare a lavorare di più, per cercare di dare una risposta a quelle che sono le condizioni difficili del mercato in cui operiamo. È ovvio che da soli non ce la possiamo fare, serve un governo forte, un governo serio, che aiuti tutto il sistema produttivo delle imprese, sia siciliane che italiane. Cosa ci aspetta da questa nuova compagine governativa siciliana? Aspettiamo tante buone notizie, grazie. Sì. Ecco, onorato di questa presenza qui del Presidente di Confindustria, lei ha detto nel suo intervento un'azienda che opera da oltre 40 anni. Opera da 43 anni, ma sono nel settore delle costruzioni da 60 anni. Quindi noi questa industria l'abbiamo fatto con il cuore, crediamo in quello che facciamo, ci sono tantissime difficoltà, ma che con il nostro sacrosanto lavoro cerchiamo di superarle. Questo. Un territorio difficile ovviamente, molti si chiederanno come è riuscito. Perché lavoro, impegno. Siamo qua dalla mattina alla sera
cercando di superare. Attualmente quante unità occupa l'azienda? Ma siamo più di 100 solo in questa. Poi c'è l'impresa di costruzioni e poi facciamo anche raccolta di amianto, quindi abbiamo un'altra azienda che si occupa di bonifica di siti industriali e dell'amianto. Quindi non operate solo nel territorio agrigentino ma anche in quello fuori? Dappertutto, abbiamo costruito anche a Milano, in tutta la Sicilia, poi come impresa, come Geoplast invece siamo in tutta Europa. E si è svolto ieri ad Agrigento il primo corso per dirigenti e dipendenti organizzato dalla CNA locale, dedicato alle proprie maestanze, alla presenza di 2 formatori nazionali, Giuseppe Vivaci e Marco Capozzi, e della dirigenza locale. Noi eravamo sul posto. Oggi ad Agrigento per una giornata di formazione dei quadri per il modello CNA. Ecco, cosa propone il modello CNA per i suoi quadri, ma in generale anche per la società in un momento di grande crisi economica ed energetica per le aziende, in particolare le piccole imprese, quelle artigiane che voi rappresentate. Sì, oggi è una grande giornata per la CNA in Sicilia e in particolare per la CNA di Agrigento. Siamo molto contenti di essere qui oggi a raccontare come abbiamo fatto a stare in piedi e ad aiutare le imprese in 70 anni di vita della CNA, e ci auguriamo che lo facciamo ancora per gli altri almeno 70 anni. È una fase difficile, siamo alla vigilia della nascita di un nuovo governo nel Paese, e anche qui in Regione siete in attesa del nuovo governo regionale, e aspettiamo con urgenza che i governi affrontino questo grande tema che sta creando non pochi disagi alle nostre aziende. Il costo dell'energia è triplicato. Il centro studi della CNA prevede che se non si mette mano a questa partita nei prossimi mesi quintuplicherà il costo. Significa che decine di migliaia di aziende saranno costrette a chiudere e non saranno più competitive. Se la Germania mette 200 miliardi di risorse per abbattere i costi dell'energia e l'Italia non riesce a farlo, le imprese tedesche saranno più competitive di quelle italiane. Significa che decine di migliaia di aziende saranno fuori mercato in Italia. È un tema urgente. Noi abbiamo fatto le proposte come CNA e oggi ne parleremo anche nell'ambito della formazione. Pensiamo che si può autoprodurre energia, pensiamo che ci debbano essere degli incentivi immediati per abbattere i costi dell'energia, ma che bisogna avere una strategia di breve e di medio periodo. Ecco, un momento importante oggi la sfida delle rappresentanze dalle radici al futuro, il modello CNA, storia organizzativa, prospettive di sistema. Ecco, la CNA presente nel territorio, oggi una giornata di quadri formativi in un particolarissimo momento difficile per le grandi ma anche per gli artigiani, le piccole aziende. Dopo il Covid, questa tragedia degli aumenti esorbitanti del costo dell'energia, della luce, del gas, insomma, come fare? Oggi è una giornata importantissima per la CNA di Agrigento, una giornata di formazione per i quadri dirigenziali ma anche per i dipendenti. Abbiamo 2 esponenti di CNA nazionale che verranno a parlare di rappresentanza e di sistema dell'organizzazione, ma secondo me è una giornata anche di riflessione sulle importanti situazioni che si stanno venendo a creare nel territorio italiano. Sappiamo quali sono oggi i costi dell'energia, sappiamo che le piccole aziende, se fino a ieri si parlava di aziende energivore che potevano avere problemi con il costo dell'energia, oggi anche le piccole aziende, quindi il nostro bacino di utenza, i nostri soci hanno grandi difficoltà a sbarcare il lunario. Quindi una giornata di riflessione per capire, per mettere su una piattaforma rivendicativa da porre all'attenzione del governo, dei policy maker, perché è necessario oggi più di ieri cercare di far capire a chi ci governerà, sappiamo che c'è un governo a fare sia a livello regionale che a livello nazionale, per fare capire che c'è un grido d'allarme dalla parte delle piccole imprese e che questo grido d'allarme ha necessariamente bisogno di avere delle risposte, altrimenti c'è il rischio che almeno una 50.000 aziende non verranno più alla luce tra qualche giorno. Claudio Spoto della CNA di Agrigento, un momento formativo importante in un momento di grandissima difficoltà per gli artigiani. Dopo il Covid oggi si ci mette anche l'aumento esorbitante dell'energia elettrica, del gas,
insomma come uscirsene, quali le proposte della CNR? Sì, stiamo vivendo l'ennesima emergenza, dopo la pandemia adesso arriva questo momento difficile per gli artigiani, per le attività produttive con il caro bollette. Noi stiamo valutando la possibilità di fare una protesta già giorno 17 ottobre ad Agrigento, coinvolgendo anche le altre sigle e anche le associazioni di consumatori. Stiamo organizzando appunto un'iniziativa per mobilitare le nostre imprese, ma anche le famiglie e i cittadini, i pensionati, insomma fare una grande manifestazione. Per poi annuncio anche questa novità: per il 7 novembre una mega manifestazione regionale a Palermo. Ecco, vogliamo che questa emergenza venga raccolta da chi ha responsabilità di governo. Sappiamo che ovviamente c'è un momento di vuoto sia a Palermo che a Roma per la formazione dei nuovi governi, però vogliamo che qualcuno ci debba ascoltare, perché siamo davvero in una situazione insostenibile per le imprese e per le famiglie. Si rischia il tracollo, molte imprese rischiano di chiudere i battenti e questo non possiamo permettercelo in questo momento. E poi oggi qui con la nostra CNA che vogliamo promuovere un momento di formazione per i dirigenti, per i dipendenti, perché per rinsaldare il rapporto di appartenenza, per poter trasmettere tutti quelli che sono i valori del sistema CNA in modo anche da poterli trasmettere, perché la CNA è una grande organizzazione, è un sistema, fa gioco di squadra, ecco, tutti assieme per poter vincere questa sfida, anche le sfide che ci attendono, che sono complicate come quella del caro bollette. Quanto è importante la giornata di oggi per formare quadri e per dare anche delle risposte ai tantissimi artigiani che stanno vivendo in maniera drammatica il caro bollette dovute a un ampio costo dell'energia. Dopo il Covid ora c'è anche il problema dell'energia. Una giornata sicuramente molto importante, perché va sotto l'insegna della formazione, ma in realtà parleremo di come CNA deve fare rappresentanza, deve fare lobby per portare le istanze degli artigiani, delle piccole imprese nelle stanze dei bottoni, a partire dalla questione centrale legata al caro bollette. Su questo aspetto abbiamo le idee molto chiare. In particolar modo noi chiediamo al governo di incentivare l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Bisogna utilizzare i capannoni delle imprese, mettere su i pannelli fotovoltaici e produrre l'energia che serve alle imprese, in modo tale che abbiamo anche una riduzione strutturale del costo della bolletta, non legato chiaramente al contingente e quindi agli approvvigionamenti dai paesi esteri. Tutto questo avrà un costo per le aziende? Sì, avrà un costo delle aziende che dovrà essere sostenuto con un meccanismo che noi proponiamo essere quello del credito d'imposta, quindi simile a quanto già avviene per l'edilizia residenziale. I soldi di fatto già ci sono quelli del PNRR, vanno in qualche modo rimodulati, rivista l'allocazione, appunto favorendo l'installazione dei pannelli sui capannoni delle imprese, anche per riqualificare gli immobili strumentali delle imprese. Primo aggiornamento sulla situazione pandemica ad Agrigento tracciato dal commissario dell'ASP Zappia. Siamo quasi al 25% di positività, in netto aumento, questo è il dato più rilevante. Tra le novità all'ospedale di Ribera sono 8 le persone ricoverate in rianimazione e ricomparsa una persona. Numeri modesti che danno un segnale che il virus è in netta ripresa nazionalmente, in Sicilia in lieve ritardo. Il primo appuntamento di ottobre dell'aggiornamento sulla situazione pandemica nella nostra provincia ci fa vedere qualcosa di nuovo. E allora stiamo salendo come tasso di positività, perché siamo quasi al 25% di positività. E quindi sapevamo che il virus circolava fra di noi, però alcuni segnali vanno un pochino attenzionati, soprattutto quello dei ricoveri, perché avete visto anche ai telegiornali nazionali, anche da quelli regionali, che il virus adesso inizia a ricrescere, cosa che ci aspettavamo, quindi non ci stiamo preoccupando ancora, ma in medicina, cioè a Ribera abbiamo in medicina 8 persone e in rianimazione, che era 0 settimana scorsa, è ricomparsa una persona. Ovviamente sono numeri ben gestibili, però danno qualche segnale. Per quanto riguarda i vaccini siamo sempre bassissimi, perché abbiamo
461 somministrazioni in una settimana e questo non ci aiuta per niente. Le riflessioni che voglio fare velocissimamente con voi sono quelle che queste cose che stiamo vedendo stanno ricomparendo in Sicilia più in ritardo rispetto che al resto d'Italia, perché sono ricominciate le scuole, abbiamo riniziato a viaggiare con i mezzi pubblici, a lavorare a pieno regime tutti, e quindi soprattutto negli ambienti chiusi sappiamo che il virus, questa variante Omicron 4 e 5, che voi sapete essere più diffusiva ma meno patognomonica, quindi dà meno malattie ma si diffonde velocemente. Mi piace di più la prima, la seconda purtroppo dobbiamo subire. E quindi negli ambienti chiusi nelle scuole ci aspettiamo che questo ancora continuerà a crescere. Speriamo che l'impatto sugli ospedali non sia forte come le ondate degli anni precedenti, perché nel qual caso sapete bene che dovremo sacrificare i servizi dei no Covid, cosa che non vogliamo fare perché stiamo lavorando per riprendere e rimettere al giusto posto tutto quello che è la nostra organizzazione sanitaria, anche ospedaliera, oltre che distrettuale. Nei distretti il 2023 sarà un anno di rivoluzione, però anche per quanto riguarda gli ospedali ci sono dei lavori in corso, in previsione, che inizieranno a brevissimo. Vi dico per esempio che oggi, venerdì 7, si faranno i lavori su Ribera per quanto riguarda il pronto soccorso, il cosiddetto pronto soccorso no Covid. Quindi fra oggi e lunedì finiranno e verrà consegnato quest'altra area, quindi su Ribera anche un altro pezzo dell'ospedale è stato rinnovato, messo a norma con i gas, tutto fatto per bene. Ci lavoreremo per fare in modo che anche quella zona della nostra provincia venga servita bene sotto questo profilo. Poi un'altra cosa bellissima e importante: lunedì a Sciacca iniziano i lavori per gli ascensori, perché abbiamo appaltato un appalto grossissimo per la manutenzione degli ascensori, che ovviamente riguarda anche l'ospedale di Agrigento, però Agrigento lo diremo quando sarà il momento. So che è un tema molto sentito da parte delle persone e anche da parte nostra, perché gli ascensori sono vie verticali. Noi, per chi fa organizzazione sanitaria, devi sempre guardare i percorsi, ma non solo quelli orizzontali, devi guardare quelli verticali, e noi come verticali non siamo messi molto bene, quindi abbiamo fatto un progetto globale, è stato aggiudicato, lunedì iniziano i lavori e anche questo è un altro bel passo avanti. Atto di intimidazione al sindaco Pendolino di Aragona, gli sono stati tagliati gli alberi di ulivo, avviate le indagini allertate alla procura di Agrigento. Recentemente ricordiamo che il sindaco si era candidato alle elezioni regionali con la lista Azione Viva Calenda, solidarietà di tanti esponenti della politica nazionale e regionale. Danneggiati gli alberi di ulivo del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, un raid che è avvenuto tra le 16:30 di martedì scorso e la mattina del mercoledì. Fatta la scoperta, lo stesso primo cittadino di Aragona, che nella vita fa l'imprenditore oleario, a recarsi alla stazione Carabinieri del suo paese denunciando quanto gli era capitato. Qualcuno, dopo essersi introdotto sul suo appezzamento di terreno in contrada Mandrazzi, territorio attiguo a Comitini, ha danneggiato 8 alberi di ulivo di proprietà del sindaco, nonché recentemente candidato all'Assemblea regionale siciliana per la lista Italia Viva Azione di Calenda. In contrada Mandrazzi si sono inevitabilmente precipitati i carabinieri di Aragona e di Comitini, coordinati dal comando della compagnia di Canicattì. Avviate immediatamente le indagini, è stata allertata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'area dove è stato messo a segno il danneggiamento purtroppo non è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza, e questo inevitabilmente ha complicato anche l'attività investigativa, ma i carabinieri di Aragona e Comitini naturalmente non demordono, non sembrano infatti intenzionati a farlo. Davide Faraone, senatore di Italia Viva, esprime la mia solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, destinatario di un vile e orgoglioso atto intimidatorio. Pendolino è un imprenditore agricolo e un ottimo amministratore che ha messo a servizio della collettività la sua esperienza personale e lavorativa, e spero, continua Davide Faraone, si faccia presto luce sull'accaduto e si individuino i responsabili, ed esprimo la mia vicinanza a quella della comunità di Italia Viva, al sindaco Pendolino e ai cittadini di Aragona.
Solidarietà è venuta anche da Antonio Palumbo, sindaco di Favara, che afferma come la mia vicinanza personale da amministratore e sindaco di Aragona Peppe Pendolino per l'inquietante gesto subito nella sua azienda, come sempre la speranza che gli inquirenti riescano a fare piena chiarezza su quanto avvenuto e risalire agli autori di questo gesto. Carmelo Pace, neodeputato regionale della nuova DC, esprime piena solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, la più ferma condanna al cospetto del vile gesto intimidatorio cui è stato destinatario. Il neoparlamentare regionale Carmelo Pace auspica che il lavoro congiunto delle forze dell'ordine e della magistratura possa, accertando la responsabilità degli autori, riaffermare il primato della legalità nell'interesse dell'intera comunità cittadina e del nostro territorio. 36 anni fa l'uccisione del piccolo Claudio Domino, un bambino di soli 11 anni che fu eliminato mentre giocava in strada nel borgo di San Lorenzo a Palermo, un delitto che a distanza di tanti anni non è mai stato chiarito. Stamani una cerimonia per ricordarlo. Abbiamo sentito un rumore, è arrivato questo ragazzino dicendo hanno sparato a Claudio. Noi certamente ci sembrava una bufala, siamo arrivati sul posto e invece purtroppo mio figlio era riverso in una pozza di sangue a terra ed era stato colpito da un colpo di pistola agli occhi. Claudio non ha una giustizia, non ha una verità. Noi aspettiamo, abbiamo fiducia nella magistratura, nella giustizia, ci vogliamo credere. Era un bambino di appena 11 anni quando il 7 ottobre del 1986 venne ucciso con un colpo di pistola alla testa. Un delitto che a distanza di ben 36 anni non è mai stato chiarito, quello del piccolo Claudio Domino, e per il quale i suoi genitori, Graziella Accetta e Ninni Domino, chiedono instancabilmente verità e giustizia. La corsa in ospedale fu inutile, il bambino clinicamente era già morto. La disperazione più totale, quello che possono avere due genitori quando perdono un figlio e non sanno per che cosa lo perdono. Tutto ci riconduce ad un duplice omicidio che è stato fatto qui a San Lorenzo o a degli spacciatori di droga, il bambino magari avrà visto questo, o ci riporta tutto ad un appalto che abbiamo vinto, che era l'Aula Bunker di Palermo, dove si svolgeva il primo max processo alla mafia. Oggi spingono in particolare perché la procura acquisisca alcuni elementi emersi nel processo in corso per l'omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che a loro avviso sarebbero molto importanti ed aprirebbero nuovi scenari sul caso. In occasione del triste anniversario dell'omicidio stamane, una cerimonia davanti alla lapide che ricorda il bambino nella via che porta, tra l'altro, il suo nome. All'evento i genitori ma anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Borgese, 27 maggio, e di altre scuole, tutte lì nel loro lancio in cielo di palloncini ed una grande lettera. Presente anche il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo. Claudio Domino venne ammazzato mentre stava giocando in una strada di San Lorenzo. Si ipotizzò che potesse essere stato lo scomodo testimone di qualche episodio legato alla droga, ma anche una ritorsione nei confronti dei suoi genitori, che con la loro azienda si erano aggiudicati la pulizia dell'Aula Bunker del Lucciardone, dove in quei mesi era in corso lo storico maxi processo. E l'uccisione di Claudio irruppe proprio nel mezzo del dibattimento, violando la pax mafiosa, che era stata sancita tra i boss, portando uno degli imputati eccellenti, Giovanni Bontate, fratello del principe di Villa Grazia, Stefano, a prendere le distanze dall'eliminazione di un bambino innocente. Presa la parola e osò però il noi per smarcarsi dall'omicidio, ammettendo così di fatto l'esistenza di una organizzazione criminale, ossia Cosa Nostra, fino a quel momento sempre negata. Le indagini non hanno però mai portato a nulla e l'anno scorso, dopo che la mamma di Claudio Domino aveva protestato davanti al Palazzo di Giustizia, l'allora procuratore capo di Palermo Francesco Lovoi, oggi a Roma, decise di valutare nuovamente tutti gli atti dell'inchiesta per tentare di risolvere il caso. Ad oggi però nulla sembra esserci di nuovo
Nel frattempo, ed è su questo che ora si batte la famiglia, in un'udienza del processo per l'omicidio dell'agente Agostino e della moglie Castelluccio avvenuto nel 1989 sarebbero emersi elementi ritenuti molto importanti. In particolare la sorella del poliziotto ucciso, Nunzia, testimoniando in aula, avrebbe spiegato che la sua famiglia ad un certo punto avrebbe ricevuto pressioni per cambiare avvocato, che all'epoca era l'ex magistrato Carlo Palermo, e per abbandonare la tesi, che avrebbero portato ad un coinvolgimento dei servizi nell'eliminazione della coppia. Altrimenti, questo sarebbe stato il ricatto. Nino Agostino avrebbe anche potuto essere accusato dell'omicidio di Claudio Domino, dichiarazioni che non sono di certo sfuggite alla famiglia del bambino, che chiede quindi che si scavi meglio su questa storia, anzi su questa circostanza. E per il FAI di Agrigento sabato 15 e domenica 16 ottobre ritornano le giornate di autunno. Anche nella nostra provincia, domani indetta dagli organizzatori una conferenza stampa di presentazione degli eventi che si terrà a Siculiana presso il castello di Chiaramonte con la presenza dei vari partner delle manifestazioni. Ancora mesi di cassa integrazione e nessuna schiarita sul loro futuro. Gli operai della Bluetech di Termini Imerese, ex stabilimento Fiat, sempre fermi al punto di non partenza. Da oltre un decennio aspettano una soluzione concreta per la loro stabilizzazione. Vediamo il servizio. I circa 600 lavoratori della Bluetech saranno in cassa integrazione fino al 4 novembre del 2022. Poi ci sarà un ulteriore periodo di proroga di cassa integrazione e questa si estenderà fino al 5 novembre del 2023. Poi abbiamo i circa 250 lavoratori dell'indotto che sono in mobilità in deroga fino al 31 dicembre del 2022. Per loro, come dire, tanta sofferenza, visto e considerato che l'indennità è molto bassa. Per questo l'istituzione del fondo per prepensionare i lavoratori della Bluetech può diventare un'opportunità. E per questo noi nei prossimi mesi dovremmo definire tutto l'iter del percorso che stabilisce le regole per ridurre notevolmente l'organico degli ex lavoratori Fiat e addirittura dimezzarlo. Questo può diventare un'opportunità per la reindustrializzazione e per queste ragioni noi, dopo che vengono, come dire, insediati sia il governo nazionale che regionale, dobbiamo aprire un confronto serrato affinché venga confermato l'accordo di programma, che sono 150 milioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e 90 milioni per la Regione, perché diventa un'opportunità notevole quella delle risorse pubbliche per reindustrializzare Termini Imerese. E poi c'è anche la possibilità di avere vantaggi della ZES e finalmente dell'operatività del porto, che può diventare il rilancio della zona industriale. Tutto questo affinché i commissari istituiscono il bando e finalmente si apre la possibilità di reindustrializzare la zona industriale dell'ex stabilimento Fiat. Rimarrebbero circa 300 lavoratori fra diretti e dell'indotto, 300-400 lavoratori, e questo può essere, come dire, un'opportunità di facilità per reindustrializzare Termini Imerese, perché oltre a riportare dentro questi lavoratori noi vogliamo dare l'opportunità ai nostri giovani del nostro territorio di finalmente ritornare a lavorare. Per queste ragioni è importante e fondamentale il prepensionamento dei lavoratori della Bluetech, ma soprattutto è importante l'accordo di programma e i bandi pubblici, perché finalmente ci siano aziende qualificate, aziende che hanno una struttura, come dire, compatibile con quello che è la reindustrializzazione termese. Pertanto guardiamo con molto interesse quello che accadrà nelle prossime settimane. E oggi pomeriggio presso lo stabilimento della SEAP, la SEAP Sigel Marsala Volley sarà ospite dell'industriale agrigentino Sergio Vella, amministratore unico del gruppo SEAP. La squadra verrà presentata agli organi di formazione insieme a un nuovo sponsor SEAP che si affianca a quello della Sigel. Intanto domani allenamento congiunto tra le ragazze della SEAP Sigel Marsala Volley, allenate dal pluricampione Marco Bracci, e l'Accademia Sant'Anna di Messina, vera matricola della Serie A2 Lega Volley femminile, presso il Pala
Pippo Nicosia di Agrigento. L'allenamento sarà trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube della SEAP Sigel Marsala Volley per chi lo vuole seguire. E questo è tutto per l'informazione di TVA, arrivederci alla prossima edizione.